registrare anche l'appuntamento di questa sera. Quindi vi chiediamo gentilmente di tenere chiuse le telecamere, spenti i microfoni, e ora sì, ora direi, Letizia, che possiamo proprio partire. Allora, il primo testo che affrontiamo questa sera e che abbiamo piacere di farvi scoprire è un testo a cui io tengo tantissimo perché ho avuto modo di studiarlo e di metterlo in scena durante i miei studi di accademia, ed è Il sorriso di Olof Palme di Malin Lagerlöf, un'autrice svedese, classe 68, molto prolifica dal cinema al teatro alla televisione. Addirittura il suo primo testo teatrale nel 99 le è valso una nomination agli Oscar svedesi, quindi siamo di fronte a un'autrice di tutto rispetto, e spazia molto anche a livello di generi, dalla commedia alla tragedia, all'horror, al thriller, e soprattutto anche spesso trama temi d'attualità come in questo caso. Questo testo lo trovate all'interno di una raccolta che si chiama Teatro svedese contemporaneo, contiene 4 testi, tradotti in italiano chiaramente, a cura di Claudio Petrangeli. Lo trovate, lo potete acquistare e vi invitiamo a farlo perché il testo di stasera è una bella chicca. Che titolo strano! Il sorriso di Olof Palme. Chi era sto Olof Palme? È un personaggio del testo? No, non è un personaggio del testo, viene citato, ma è stato un presidente svedese fra gli anni 70 e gli anni 80 che è diciamo rimasto nella storia sia purtroppo per la sua morte avvenuta per assassinio nell'86, che è stato un trauma a livello non solo svedese ma internazionale, perché appunto Olof Palme era conosciuto per essersi schierato, e questo torna molto attuale in questo momento, si era schierato in maniera molto chiara su alcune questioni del tempo, ad esempio contro la guerra in Vietnam, contro l'apartheid in Sudafrica, contro l'autoritarismo dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. E a livello invece nazionale svedese è ricordato perché è stato un po', tra virgolette, l'inventore del welfare svedese, quindi di tutta una serie di politiche sociali, economiche, volte proprio a creare una società più egualitaria, di modo che tutti avessero accesso a delle misure di benessere di base, senza differenze, differenze date dalla provenienza, no? Il testo in qualche modo è stato scritto 15 anni dopo la sua morte, nel 2001, ed esplora un po' quella che è l'eredità di Olof Palme. Diciamo anche nello scontro, chiediamo di chiudere i microfoni, grazie, anche nello scontro in qualche modo fra l'idealismo, l'ideale politico e poi la realtà sociale, e gli effetti collaterali anche che si scatenano a seguito di un ideale che nel mondo delle idee è molto giusto ed è molto sostenibile. È un testo che mescola molto introspezione e critica sociale, e c'è questo senso costante di isolamento, di solitudine degli individui uno con l'altro, e lo vedremo bene fra poco. Torno un attimo sulla questione delle politiche sociali, per poter capire poi meglio in qualche modo quello che ci offre il testo. Chiaramente, allora, premesso che le politiche si sono basate sull'idea dell'autodeterminazione e dell'indipendenza dell'individuo, che non deve né pesare sugli altri e né farsi carico di familiari, di partner, di figli. Perché? Perché è lo Stato che offre a tutti le stesse condizioni di vita, o va a sostenere laddove c'è bisogno. Questo fa sì che la società offra molta sicurezza, dall'altra parte i legami familiari vengono un po' meno, sono meno necessari, perché la solidarietà passa attraverso l'istituzione.
E questo appunto genera un'escalation che vedremo descritta molto bene in questo testo, per cui appunto c'è uno sfaldarsi dei legami, uno sfaldarsi della necessità dell'altro, no? Mi viene Letizia quasi da dire, e da fare un po' da contraltare, quasi un po' il contrario di quello che capita in Italia talvolta, vero? Laddove uno Stato talvolta assente viene in qualche modo così a sopperire proprio legame con la famiglia, con il comune, con il centro, con le persone che ci sono vicini. Quindi questo ci ricorda che non si può prescindere nel momento in cui affrontiamo un testo teatrale da qual è il contesto nel quale, no, questo nasce. Sì, sì. Purtroppo penso che questo senso di solitudine e di isolamento lo vedremo risuonare magari in un altro modo, però anche all'interno, cioè è possibile fare un parallelismo anche con la realtà italiana, anche se è molto puntuale quello che hai appena detto, è molto vero. E entriamo più nel vivo del testo. 2 atti, 15 personaggi. In barba alle produzioni streaming site del teatro italiano di oggi, 15 personaggi meravigliosi, Ma variegatissimi. visto che abbiamo parlato del sistema Italia, ma se oggi pensare a una produzione italiana con 15 personaggi è difficile, è proprio e soprattutto una questione di produzione, vero? Di budget. Sì, sì, sì. Probabilmente o verrebbero tagliati dei personaggi o più personaggi verrebbero interpretati dallo stesso attore o dalla stessa attrice. E, questi 15 personaggi sono gli abitanti di un condominio nella periferia di una grande città, non meglio specificata, probabilmente immaginiamo svedese. E il primo atto è come uno zoom nei vari appartamenti, con un intreccio continuo di scene, come se guardassimo dallo spioncino cosa avviene nelle case, e tutte le storie procedono in qualche modo parallele, non si intrecciano, se non in rarissimi casi. La stessa cosa viene riproposta in altro modo nel secondo atto, ambientato invece nel ristorante La Fontana, che è il ristorante così del quartiere, durante una serata karaoke. E anche lì abbiamo uno zoom continuo da un tavolo all'altro e si mescolano i dialoghi estrapolati da appunto i vari tavoli. E questa struttura così intrecciata aumenta ancora di più il senso di isolamento di queste storie, perché spesso abbiamo la sensazione che parlino da soli, che queste storie a volte magari anche si assomigliano, ci sono delle solitudini che si assomigliano, ma non si parlano, non lo sanno loro. Quindi è una bella operazione quella che che ci regala Malin Lagerlof. Vi regaliamo alcuni estratti di questo testo per così stuzzicare la vostra curiosità e invitarvi poi a procurarvi il testo e leggerlo, papparvelo tutto. La prima lettura che vi proponiamo è tratta dalla prima scena, proprio il testo si apre così, non facciamo altre presentazioni, i personaggi si presenteranno da soli. Chiedo ai lettori di questa sera di prestarci le voci, grazie già a Luca, a Francesca e a Francesco. Ok. Atto primo, il giorno. Reine siede da solo su una panchina in una piazza vuota. Un paio di palazzi di 10 piani sullo sfondo. L'uomo del diario gli passa accanto con un carrello da supermercato. Gli dà un foglio. Grazie. L'uomo del diario prosegue. Ehi tu, ma questa non è pubblicità. No, infatti, Che diavolo è allora? io lo definirei piuttosto un progetto di ricerca. E cosa ti fa pensare che mi interessi? Non ti prende una sensazione di panico al pensiero che tutto quello che è il tuo io, la tua persona, il tuo intero universo, tutto questo sia accessibile ad una sola persona, te stesso? No?
che tutti i pensieri che ti hanno riempito durante una lunga vita verranno cancellati nel momento in cui lascerai questo mondo. No, Tu non hai mai tenuto un diario, non ti sei mai dedicato alla conservazione dei ricordi e all'autoanalisi. no, Guarda qui, guardati intorno, cosa vedi? niente. 12 piani, 4 appartamenti per piano, 3 scale. Fanno 144 appartamenti con 1,8 persone ciascuno. In totale più di 90.000 giorni non descritti che passeranno non visti soltanto quest'anno. Tutte le vite di queste persone, tutto quello che hanno fatto, tutto quello che hanno detto, tutto questo sarà trasformato in nulla. Andrà in cenere. Il tempo passa inesorabile e noi non facciamo niente per fermarlo. Io ho deciso di iniziare il più grande progetto di ricerca del mondo. Ho preso la decisione di vedere tutto. Niente verrà tralasciato. Sì, ho iniziato con me stesso e purtroppo non sono riuscito ad arrivare più in là di così. Adesso sono troppo vecchio per le grandi prospettive. Mi sono reso conto che non riuscirò ad arrivare oltre me stesso, ma ogni giorno dei miei ultimi 47 anni è stato documentato qui. Prende dei fogli dal carrello della spesa. È sempre qualcosa. Il Nudiska Museet lo avrà in dono. Avranno tutta la mia vita. Qual è il contenuto del diario allora? Ogni giorno cerco di fare un ritratto di me stesso per non smarrirmi nella realtà. Non capisco come si possa essere sicuri di essere esistiti se non si scrive un diario. Bisogna continuamente combattere contro lo svanire dei ricordi. Dimenticare è peggio che morire. Come fai allora? Quando fai il ricercatore, voglio dire. Occorre osservare continuamente. Non c'è niente che sia troppo insignificante da ricordare, da registrare. Niente. Ecco, grazie, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti per la lettura, agli amici. Dunque, in questa prima scena di apertura possiamo già trovare diversi elementi che ci raccontano di una solitudine che non è soltanto fisica. La scena si apre con Raine che siede da solo su una panchina in una piazza vuota. E un altro elemento molto interessante è dato dall'ambientazione, un paio di palazzi alti sullo sfondo, come ci anticipava prima Letizia. E se dovessimo trovare un filo conduttore che lega i testi che affronteremo questa sera, beh, questo potrebbe essere proprio il palazzo, il condominio, vale a dire un contesto metropolitano nel quale la persona può perdere più facilmente la propria identità, come chiusi in piccoli formicai, no? Vedere un po' messo in crisi il proprio posto nel mondo. Tra l'altro sono curioso, Letizia, tu hai detto che hai affrontato, no, questo testo nel tuo lavoro, e una curiosità che mi è venuta proprio leggendo il testo è come dal punto di vista registico e della scelta della scenografia possa essere portato in scena il contesto, ma anche questo continuo entrare e uscire nella vita e negli appartamenti delle persone. Allora, noi quando l'abbiamo studiato e messo in scena abbiamo fatto 2 diverse messe in scene, una diciamo a distanza di 6 mesi dall'altra. E nella prima messa in scena avevamo ricreato gli appartamenti attraverso delle pedane di altezze diverse, che venivano illuminate, quindi il passaggio diciamo da uno spioncino all'altro veniva trasmesso dalla luce, però nel frattempo nella penombra le vite degli altri appartamenti andavano avanti, quindi c'erano delle azioni silenziose, mentre la scena principale di quel momento veniva illuminata e c'era un pochino il focus. E davanti invece l'esterno del condominio, quindi questa piazza vuota che viene descritta appunto all'inizio di questo atto, era semplicemente il proscenio, la parte davanti con la panchina. E invece quando l'abbiamo fatto la seconda volta, con la regia, mentre la prima era una regia diciamo collettiva, nella seconda occasione era la regia di una mia compagna di classe, lei aveva scelto invece di
diciamo una messa in scena più astratta, più simbolica, in cui gli unici elementi erano delle sedie a cui noi davamo delle conformazioni diverse a seconda delle scene, quindi lo spazio si ricreava ogni volta e tutti eravamo sempre in scena, come osservatori, come ascoltatori o facendo delle altre azioni, e c'era questo ritorno, quando non eravamo noi a recitare, c'era un ritorno come una specie di neutralità, diciamo, mimica, come se fossimo le figurine di noi stessi, diciamo. Un po' in stand-by in attesa che... Esatto, come se fossimo in stand-by, come se fossimo in stand-by in attesa che fosse il nostro momento di fare qualcosa. È interessante approfittare un po' anche del tuo lavoro per capire come un testo prenda vita in maniera inevitabilmente sempre diversa una volta che vengono compiute delle scelte registiche, no? Per poi appunto poterlo rappresentare. E quindi questa ambientazione, no? del palazzo, del condominio, dell'essere insieme ad altre persone, ma in realtà poi sentirsi soli. Sappiamo come a volte la solitudine può diventare più marcata, più evidente, proprio quando ci troviamo in mezzo, insieme ad altre persone. È più facile poi in qualche modo perdere la strada, no? Sentirsi sfumare un po' la propria identità, ritrovarsi soli e perdere un po' il proprio sentiero. E quando si perde il sentiero c'è bisogno di una mappa, no? Di una guida che ci riporti un po' appunto alla nostra casa. In questo caso la guida è data dal diario. Redigere un diario vuol dire osservare, raccontare e ricordare, ci dice l'uomo del diario. Osservare, appunto, no? Al termine della lettura, quando Reine chiede cosa fai in quanto ricercatore, l'uomo del diario risponde osservo continuamente, che se ci pensate è un po' il lavoro del drammaturgo, osservare la realtà e da questa osservazione poi fare nascere il processo creativo. Laddove Reine non vede nulla, l'uomo del diario vede tanto, descrive l'ambiente e dice ho preso la decisione di vedere tutto, quindi osservare. Però non basta, bisogna anche raccontare affinché ciò che si osserva resti e non si perda, no? Raccontare per non dimenticare, anche perché ciò che si dimentica è come se non fosse mai accaduto. Il diario, quindi in questo caso, non è soltanto una guida, è come se fosse un modo per non perdere se stessi, ma è anche una testimonianza, anche per condividere la solitudine, in modo che la solitudine di uno possa in qualche modo essere la solitudine di altri e in questo sentirsi poi anche meno soli. L'uomo del diario, tra l'altro, alla fine dice che porterà questo suo diario, 47 anni di appunti, al Museo Nordico di Stoccolma, che conserva, è un museo che esiste realmente, che conserva aspetti della vita in Svezia, dall'artigianato, le tradizioni, il cibo, gli abiti, le case. Torneremo a fine serata su questo tema del diario, della conservazione del ricordo e del voler raccontare come antidoto alla solitudine, coinvolgendovi direttamente e dandovi anche qualche informazione, chissà, utile o quantomeno curiosa. E tra l'altro questo tema del raccontare, anche questo ritornerà durante il testo. Ci saranno più e più volte in cui queste solitudini cercheranno di essere bucate da qualche personaggio che dirà raccontami, ti voglio raccontare. E ci sono questi tentativi attraverso il racconto come se fosse appunto un ponte per rompere questa bolla, queste bolle conviventi. Lo vedremo anche nelle prossime scene. È bello questa quasi supplica, racconta, no? Raccontami, Sì, o permettimi di raccontare. sì, sì. Proseguiamo con un altro estratto di scena preso dal cuore del primo atto. Entriamo dentro la casa di Lisa e Kenneth. A casa di Lisa e Kenneth, una coppia giovane sui 20 anni. Alla finestra delle tendine rosse, un materasso sul pavimento. Dormono. È mattina presto. Suona la sveglia. Kenneth si alza dal letto e ferma la sveglia. Accende la lampada. Comincia a vestirsi. Lisa è più lenta. Non ha voglia di alzarsi.
Dov'è il mio maglione a righe? Ehi, sto parlando con te. Eh? Oh, forza, svegliati. Mm. Dove sta il mio maglione a righe? Le toglie la coperta di dosso. Palla finita. Io ne ho bisogno, devo averlo. È da lavare. Prendilo. Prenditelo da solo. Eh sì, ma dove sta? Dove sta quel dannato cesto da bucato? Nella sala lavanderia. Non dirmi che ti sei dimenticata di prenderlo ieri. Non ho acceso la lavatrice, tutto qui. Non l'hai neppure accesa. No, l'ho dimenticato. Come si fa a dimenticare una cosa del genere? È facile. Ne prenderò un altro. Cerca un nuovo maglione. Ken, Eh, Tendendogli le braccia, invitante. vieni qui, perché? perché lo voglio. Non faccio in tempo. Solo 2 secondi. Va da lei e si abbracciano. Lei lo tiene stretto. Lui cerca di liberarsi. Dobbiamo proprio andare al lavoro oggi. Certo che dobbiamo. Potremmo andare a guardare il Duomo. E perché? Non sono mai stata lì. Oppure potremmo sposarci. Lo si può fare in 1 minuto se si vuole. Tanto nessuno se ne accorge se ci sei o no. Dove? Sul tuo cosiddetto posto di lavoro. Loro mi apprezzano. Certo che ti apprezzano. Sono contentissimi di avere un tizio gratis che fa tutta la merda che nessun altro vuole fare. Io imparo delle cose, roba che mi serve per il futuro. Ad esempio, Cose? cazzate. Come sarebbe a dire cazzate? Sarai gratis per tutta la vita. Non dimenticare di andare in lavanderia a prendere il bucato. Si allontana da lei. Non ci penso proprio ad andare in quella cavolo di lavanderia. Non voglio neppure andare al lavoro. Mi rifiuto di andare da qualsiasi parte. Voglio stare qui. Va a coricarsi, lui esita. Va a coricare. Devo andare adesso, E perché? altrimenti arrivo in ritardo. E allora? Kenneth tace. Non si deve fare niente per forza. Come no? Ci sono delle cose che bisogna fare. E perché proprio noi dobbiamo fare proprio quelle Sì, cose? lui Non lo so. Qual è la cosa che vorresti fare di più in tutto questo momento? Kenneth esita. Su, avanti, dillo. Accovacciarmi accanto a te, Di più, abbracciarti, di più. baciarti. E poi? Kenneth sta zitto. Vieni. Ok. Piccolo spoiler. Piccolo. Questo è l'unico spoiler che sarà fatto questa sera. Lisa e Kenneth non escono mai. In tutte le scene in cui li vediamo, non usciranno mai di casa. Sono gli unici personaggi che non hanno nessun tipo di contatto con nessun altro personaggio, se non uno che andrà a suonare alla loro porta. Non diciamo più di così. Giusto. Però era giusta a dirla questa cosa, Letizia, sì. Sì, perché cioè, abbiamo scelto anche questa scena proprio per questo, cioè sono proprio la coppia più isolata di tutte. E tra l'altro c'è questa dimensione amorosa di coppia, sembra l'unica possibile in cui è possibile trovare un significato in qualche modo. E quindi per forza di cose diventa una relazione tossica in cui mi chiudo, diventa una gabbia. Da guscio protettivo, questo guscio diventa talmente grosso, talmente potente che non si esce più. E tra l'altro è interessante anche per me il discorso sul lavoro, che non diventa un motivo per uscire con gioia e dire vado a lavoro, no, cioè diventa una cosa che lo fai per dovere, come lo fa Kenneth, e Elisa glielo dice senza peli sulla lingua, cioè stai lavorando a gratis, e quindi ci porta anche questa dimensione
di insoddisfazione, no? Rispetto a un mondo del lavoro che magari non valorizza i lavoratori. Basta, direi. Su Lisa e Kenneth si potrebbe parlare, ma su tutti i personaggi perché sono pazzeschi. Entriamo nell'ultimo estratto di scena che vi condividiamo questa sera, è l'inizio del secondo atto. Ci troviamo all'interno del ristorante La Fontana. Solo un paio di parole sui personaggi che ci sono, perché chiaramente non avendo letto tutto il primo atto, altrimenti può risultare difficile capire chi sono. Allora, Reine l'abbiamo incontrato, è la persona che viene così animata dall'uomo del diario, è un uomo maturo ed è un po' il fil rouge che ritorna in diverse scene. Victoria, giovane ragazza sui 20 anni, Simone e Joke anche, due amici giovani, Kiel, un ex autista della metropolitana, poi abbiamo Sabah, che è una giovane immigrata, madre di 2 figli sposata, Carola è una madre single di 9 anni, Robert, come definisce se stesso, un tassista terribilmente solo in ricerca di qualcuno da amare. E approfitto, scusate, chiedo scusa se prima devo aver saltato, ma mi ero disconnessa. Non Ok, mi aveva tenuto, quindi se sentite più... Atto ti secondo, la notte. Grazie Francesca. Ristorante... Niente, scusate. Atto secondo, la notte. Ristorante La Fontana, serata karaoke. Carola canta qualche vecchio successo degli anni '80 con grande passione. Reine si trova anche Robert, Kiel e Victoria. A un tavolo siede una piccola graziosa immigrata con una tazza di caffè. Lei sembra molto fuori posto. È Sabah. A un tavolo siedono Joke e Simon, 2 ragazzi intorno ai 25 anni. A Victoria. Ho qualcosa da dirti. È un'aria triste. Lo sai? Non devi essere triste. Sei così bella, punto. Sembri proprio una stella del cinema, mentre te ne stai seduta lì sulla sedia, in quel modo, di 3/4. Potresti anche dire qualcosa. Sono stato seduto qui tutto il giorno. Potresti anche dire soltanto ciao. Vuoi avere una birra? Un bicchiere di vino? Avrai un bicchiere di vino così dopo possiamo parlare, eh? Hai mai visto una placenta? Non si riesce a credere che lei così carina e dolce possa avere tanta di quella roba schifosa dentro di sé. Loro l'hanno ricucita con 10 punti e se non si apre da sola, allora sono loro che tagliano. Era un vero e proprio campo di battaglia, avessi visto sangue e muco dappertutto. Non si riesce a credere. Ma mi stai ascoltando? Parla di Victoria. guarda la ragazza. E allora? Guarda la ragazza, guardala, ti dico. Sì, la guardo. Ok, l'ho guardata. La levatrice ha detto che bisognerebbe pensare al parto come a un rapporto che dura 7 ore e al dolore come a un lungo orgasmo. E funziona? No. Io stavo lì e guardavo tutto, e poi ho sentito qualcuno che strillava, e dovevo essere io perché mi hanno messo a sedere su una sedia e mi hanno detto di rimanere lì perché li intralciavo. In aria. Mi piacerebbe tanto dire a qualcuno come mi chiamo. Mi inviti tu o ti invito io? Cosa? Tu mi guardavi mentre cantavo. L'ho fatto? Sì, mi hai guardato per quasi tutto il tempo. In aria. Non ho parlato con nessuno per una settimana. Posso In sedermi qui? aria. Io voglio soltanto... Startene qui tranquillo? proprio così. Non è affatto questo che vuoi, altrimenti non saresti qui. Si siede al tavolo di Robert. Puoi raccontare qualsiasi cosa di te stesso. Io sono brava ad ascoltare. Sebbene, cavolo, com'è bello. È una cosa grande, la cosa più grande di tutte. Se avessi avuto una penna, ci avrei scritto sopra una poesia. Ce l'avevo in testa ed era veramente buona. A A Victoria. Victoria.
Non hai bisogno di essere preoccupata, non c'è niente di sessuale. Voglio soltanto parlare. Guarda quell'ubriacone. Sta chiacchierando con la mia ragazza. Non perché tu non sia bella, perché lo sei, ma non si tratta di questo. Se io ora prendo la tua mano, non si tratta di un approccio, non devi crederlo. È un gesto politico. Voglio che tu stia ad ascoltarmi. È che ho un'idea. A Robert. Puoi A raccontarmi, Robert? puoi raccontarmi qualunque cosa. Parlare con me è come parlare dritto in una cassaforte. I problemi degli altri sono la cosa migliore che conosco, così evito di pensare ai miei. Dritto nell'aria davanti a sé. Pronto? Pronto? C'è qualcuno qui? A Victoria? Pensa se tutte le persone, ad esempio noi che siamo qui dentro, decidessero di mollare tutto. Noi diremmo semplicemente arrivederci e grazie. Noi non ci stiamo più, voi potete continuare come vi pare, ma noi lasciamo perdere. Non abbiamo paura, non chiediamo più il permesso, noi ce ne andiamo e basta. E poi andremo a sdraiarci nell'erba e ci racconteremo tutto a vicenda. Tu mi racconteresti tutto di me e io ti racconterei tutto di te e tutti gli altri racconterebbero tutto di sé e non saremo più estranei. Da qualche parte bisogna pur cominciare, non credi? Dritto in Mi aria. chiamo Kiel. Sono nato nell'agosto del 43. Credo proprio che nessuno se ne accorgerebbe se pisciassi sul pavimento. Facendosi coraggio e sedendosi vicino alla solitaria Sabà. Ciao, come va? No, scusami, lo so, tu sei musulmana e non parli con uomini sconosciuti dopo il tramonto. Io lo capisco, non fa niente. Non c'è bisogno che tu risponda. Io ho rispetto per questa cosa, la religione. È una cosa davvero bella. Vorrei averne una anch'io. Forse potrei raccontare qualcosa della tua. Forse potresti raccontare qualcosa della tua. Mangiate tutti i tipi di cibo? Non startene soltanto seduta lì, di qualcosa. Lasciami in pace. Nemmeno tu sei molto felice. Lo vedo bene io. A che cosa pensi? Puoi raccontarmelo. Sabà si alza e se ne va. Kiel la segue. Tu mi conosci. Non credo. Noi ci siamo visti per le scale. Sia gentile, mi lasci in pace. Io so che abiti al secondo piano e hai 2 bambini e un piccolo marito triste con le gambe corte, che lascia i mozziconi di sigaretta nella lavanderia. Smettila! Stronza, befana. A Victoria. Scusami, sono ubriaco, lo so. Sei arrabbiata con me? Dillo e io me ne vado. Me ne vado subito se tu sei arrabbiata con me. Solo non voltarmi le spalle. Rispondimi. Dimmi qualcosa, fai qualcosa. Chiedimi di andare all'inferno oppure dammi uno schiaffo, ma non continuare a startene seduta lì a fissare nel vuoto. Io esisto. Mi stai ascoltando? E questa è la grande domanda di questo testo. Penso che grazie intanto a tutti i lettori, Francesco, Francesca, Chiara, Luca, li ho nominati tutti, e Giulia. Penso che la scena si commenta da sé, tutto questo intreccio senza soluzione di continuità fra dialoghi che avvengono a tavoli diversi e io la sensazione che ho è proprio di una grande solitudine e questi tentativi di rompere queste bolle diventano anche molto struggenti. Purtroppo non abbiamo modo di approfondire ogni personaggio questa sera, ce ne sono altri 2 che sono Glenn e Gudrun, una coppia madre e figlio, lui che ritorna a casa dopo 4 anni di prigione in cella di isolamento, anche la loro storia è meravigliosa. Speriamo di aver stuzzicato la vostra curiosità per andare a leggervi il testo intero e direi, Luca, se sei d'accordo, di entrare a pie pari nel secondo testo di questa sera. Certo, nel secondo testo, come dici, che affrontiamo questa sera e che in qualche modo trova un fil rouge, un filo conduttore
anche con il testo che abbiamo appena affrontato, il sorriso di Olof Palme, se non altro nell'ambientazione, no? Si diceva potrebbe essere un filo conduttore questo di un ambiente metropolitano che fa da sfondo a queste solitudini. Il testo che presentiamo adesso si chiama I vicini di Fausto Paravidino. 2 parole sull'autore. Paravidino nasce a Genova nel 76, dopo una prima esperienza al Teatro Stabile di Genova si stabilisce a Roma, dove si afferma in breve come autore, attore, regista, sia teatrale che cinematografico. La prima pubblicazione, La malattia della famiglia M, del 2000, è un testo che è stato rappresentato prima all'estero e poi, forte del successo ottenuto all'estero, ecco che ha trovato spazio anche in Italia. Abbiamo visto che questa è una dinamica non nuova per gli autori nostrani. Paravidino ha scritto tantissimo anche per il cinema, ricordiamo tra gli altri Il partigiano Johnny del 2000 e per la televisione, fra tutti, Romanzo criminale, la serie del 2008 e del 2010. Ecco, ora grazie Letizia che condivide, questo è il testo. Tra l'altro dopo vi diamo delle indicazioni precise e dettagliate su come poterlo recuperare, anche perché è un testo che è molto bello non solo da poterlo vedere rappresentato a teatro, ma è un testo bello anche proprio alla lettura. Dunque, una prima considerazione riguarda il genere, perché è sì una commedia, però è anche un po' un thriller psicologico, ci sono elementi quasi soprannaturali. D'altronde è un po' come nella vita di ciascuno di noi, no? Se vi chiedessimo, e potete mettere mano alla tastiera per condividere anche in chat se vi fa piacere, se vi chiedessimo di che genere è la vostra vita, non è facile dare una sola risposta, no, spesso è proprio un trionfo di generi diversi. Tutto ruota intorno a una coppia e ai suoi difficili equilibri. Il sentimento di paura nei confronti che sta fuori dalla coppia, i nuovi vicini, ma anche verso ciò che vive dentro di loro, una paura interiore che li isola come coppia e li isola all'interno della coppia, e una paura che provoca smarrimento, inquietudine. L'autore l'ha definita una commedia di fantasmi. Ora, non anticipiamo troppo, anche in questo caso, vi rimandiamo a una breve intervista che ha fatto l'autore, che è presente sulla pagina YouTube del Teatro Stabile di Bolzano. Ecco, Letizia vi ha condiviso il link in chat. Questo testo, si diceva, lo potete recuperare facendone richiesta a Istrio, che è una rivista, un'associazione per la diffusione della cultura teatrale. Vi lasciamo il link. Sì. E tra l'altro c'è un modulo, no, per l'acquisto di un numero singolo, perché questo testo lo trovate proprio all'interno di un numero del 2014. Per ottenere questo numero dovete farne richiesta alla rivista, compilare il modulo con i vostri dati, inserire nella richiesta numero arretrato richiesto, la dicitura numero 2 di aprile-giugno 2014. Tra l'altro è una rivista splendida, quindi nel caso andate a recuperarla, vi invito chiaramente a non fermarvi soltanto al testo, ai vicini, ma a godervi gli articoli, perché anche se sono passati tanti anni, comunque ci danno uno specchio molto interessante su quella che è la realtà teatrale. Dunque, io direi che potremmo subito partire con la prima lettura e poi magari facciamo qualche riflessione insieme. Yes, arriva subito. Tra l'altro ci tenevo anche a dire che nelle slide precedenti dell'ultima lettura che abbiamo fatto del sorriso di Olof Palme c'erano degli spazi che erano unicamente dovuti a un errore di impaginazione, della quale anche mi scuso, e lo dico perché noi a volte nell'affrontare i testi vediamo anche un po' quelle che sono le scelte grafiche che compiono gli autori, ma in questo caso non c'era nulla di voluto da parte dell'autore, era semplicemente un errore di impaginazione. Bene, riuscite a vedere il testo? Sì? Vuoi, se riesci a zoomare solo un... Ecco, perfetto, Ecco. grazie Letizia, perfetto. Ecco, vedete, abbiamo la descrizione, questo è proprio l'inizio, abbiamo la presentazione dei personaggi,
dopo ci torniamo su questa presentazione dei personaggi. Possiamo andare, vedete c'è lui, c'è Greta che è la sua compagna, Chiara che fa parte della coppia dei nuovi vicini, il marito di Chiara e poi appunto la vecchia vicina, ma ci torniamo dopo. Francesca, sei collegata ancora con noi? Forse ha problemi di Credo di no. connessione. No, non c'è. No, Leggo io, Grazie. leggo io le didascalie. La commedia si svolge ai giorni nostri, in un appartamento di una città europea. Il segno barra indica un accavallamento di battute, il segno trattino indica un'interruzione. 1. Un appartamento. Rumori provenienti dal pianerottolo. Entra lui dall'interno. Si ferma in ascolto dei rumori. Va a guardare dallo spioncino della porta. I rumori cessano. Lui si allontana dallo spioncino. 2. Un rumore proveniente dall'esterno. Lui tende le orecchie. La chiave è nella porta di casa. Lui si rilassa. La porta si apre e entra Greta. Ho visto i vicini? Come sono? Non lo so, li ho solo visti. Non ci hai parlato? No. Pausa. Di cosa hai paura? Lui ci pensa. E questa scena termina proprio con lui che si mette a pensare, no, alla domanda, ma di che cosa hai paura? Allora, si diceva una prima considerazione sull'elenco dei personaggi, no? Abbiamo appunto due coppie, quella diciamo protagonista e i nuovi vicini di casa che vanno a occupare l'appartamento che era della vecchia vicina ormai morta. Ora, tra le due coppie si crea un continuo gioco di specchi, spesso deformati, a volte dai confini parecchio fumosi. Prova ne abbiamo da subito proprio nell'elenco dei personaggi, no? Si diceva, delle due figure femminili sappiamo il nome, Greta e Chiara, ma non lo sappiamo delle figure maschili, che infatti vengono individuate come lui e il marito. E un'altra considerazione è data dall'ambientazione, no? Già in questa prima lettura. Giorni nostri, dice, in un appartamento di una città europea, non specifica quale. Come se il modo di vivere questo sentimento di solitudine, di inquietudine, sia piuttosto simile, tanto a Oslo quanto a Roma, quanto a Palermo, quanto a Parigi. E ancora l'appartamento di un palazzo, come si diceva, no? Come nel testo precedente. Come se questi appartamenti rappresentassero appunto plasticamente l'isolamento di ciascuno. E tra l'altro, a proposito di elementi di un appartamento, vedremo come alcuni elementi scenici, primo fra tutti la porta d'ingresso, lo spioncino, la serratura della porta d'ingresso, assumono poi un ruolo così importante da diventare quasi dei veri e propri personaggi all'interno della storia, cioè hanno proprio una funzione drammaturgica. Già in questa prima scena che abbiamo visto, se ci pensate, lui ha paura quando sente dei rumori nel pianerottolo, però si tranquillizza quando sente armeggiare sulla serratura, come a dire, io faccio entrare nella mia vita, nel mio appartamento, quindi nella mia vita, soltanto chi ha già le chiavi. Ed è proprio qui che nascono tensioni e conflitti, e quindi che la storia prende vita. Ricordatevi che se non c'è conflitto non c'è storia. Quando arriva il conflitto? Quando lui e Greta fanno amicizia con questi nuovi vicini, li fanno entrare a casa loro e questo li obbliga a fare i conti con i vicini, chiaramente, con l'altro elemento della coppia, cosa desidera la mia compagna, che tipo di rapporto vuole instaurare con questi vicini, e lo stesso per il compagno, ma anche un po' li obbliga a fare i conti con se stessi. Pirandello, mi scuserete se lo cito, ma diceva già tra 800 e 900 chi è il marito di mia moglie. Ecco, entriamo un po' in questa dinamica e lo vediamo nella lettura successiva. Eccoci, potete visualizzarlo bene? Sì, perfetto, grazie. Probabilmente è una paura stupida, ma è la paura di non poterne uscire, no? La paura di farvi entrare, non di Greta, mia, lo ammetto. La paura di farvi entrare nella vostra vita viene non da voi, da quello che siete, che potreste essere. Viene dalla paura, dall'imbarazzo di trovarsi poi a dovervi far uscire.
è difficile aprire la porta. Perché? Forse perché uno poi ha paura, eccola lì la paura, ha paura di non riuscire più a chiuderla, volessi chiuderla. Che capisco che è stupido, ma adesso c'è subito una grande confidenza. Sì, Sì, E questo è bellissimo. Allora, in questo momento non c'è paura, c'è pace. Ma la cosa è, proprio perché c'è tutta questa confidenza, non può essere che a uno venga l'imbarazzo, la paura dell'imbarazzo che se uno la vuole troncare o interrompere poi non può? perché non può? Già, perché non può? Si può? Sì, probabilmente sì. Posso aprirmi come sto facendo adesso con voi e poi recuperare la mia riservatezza? Posso non vedervi domani se non vi va di vedervi domani? Non sarebbe una mancanza di riguardo dopo uno scambio così profondo? Così profondo? No, no, è chiaro che voi avete ragione e io ho torto. No, no, non è un fatto di ragione o torto. Saresti da sculacciare. lui ride molto. Hai ragione. Pensi che dovresti essere sculacciato? Lei lo pensa senz'altro e io non posso darle torto. Togliti i pantaloni. Volete sculacciarmi davvero? Tu non pensi che dovresti essere sculacciato? Greta? Sì? Io dico di sì. Vieni qui. Lui si toglie i pantaloni, si sdraia sulle ginocchia di Chiara. Chiara lo sculaccia. Grazie di nuovo per le letture. Dunque, il conflitto qui è universale, no? C'è un conflitto nel quale possiamo riconoscerci un po' tutti. Siamo animali sociali, abbiamo bisogno dell'altro, anche per definire un po' chi siamo, e forse proprio per questo l'altro genera anche timore, no? Quando non paura, c'è questo continuo conflitto interiore. Cerco l'altro, ma ho paura dell'altro. E nelle nostre società, che sono piuttosto intrise, un po' di individualismo, questa paura può diventare anche angoscia. Cioè, ora che ti ho fatto entrare nella mia vita, nel mio appartamento, posso all'occorrenza anche buttartici fuori? È vincolante questo sistema di relazione che abbiamo instaurato. Perché noi non vogliamo più vincoli, siamo individui liberi, ma poi liberi da che cosa? Cioè, magari dall'assumerci proprio le nostre responsabilità. E conosciamo il fenomeno molto moderno, ma chissà forse anche particolarmente antico, del ghosting, no? Cioè dello sparire all'improvviso dalla vita delle persone che ci sono vicine, proprio per non assumersi delle responsabilità, come dei fantasmi. E a proposito di fantasmi, non dimentichiamoci dell'altro personaggio, della vecchia. Una presenza che man mano che il testo procede si fa sempre più presente, non fisicamente, è a volte un pensiero di Chiara, a volte è un sogno, a volte è una sensazione, come una voce che è stata forse udita, forse soltanto appunto sognata. Al confine di nuovo è molto sfumato. E lo vediamo nella terza e ultima lettura, e faccio una piccola premessa per contestualizzarla, cioè che cosa è accaduto nel frattempo. Le due coppie, avete visto, si avvicinano, si frequentano in maniera sempre più intima, è molto curiosa, quasi surreale questa scena dello sculacciamento, anche troppo appunto forse. Poi cosa succede? Che durante una cena a base di pesce avviene un conflitto tra il marito e lui, accusato di non essere abbastanza l'uomo. Cioè il marito, vale a dire l'elemento della coppia dei nuovi vicini, accusa lui di non essere abbastanza uomo. Ancora una volta è la paura dell'altro a muovere i personaggi, ma anche la reazione alla paura. Spesso la reazione alla paura in questi personaggi è rabbia, violenza. Infatti la lite poi sfocia in un vero e proprio atto di violenza. Vediamolo nella lettura. Il marito lo pesta. Lui rimane a terra dolorante. Il marito lo pesta. Lui Franci, forse è meglio che leggo io perché ci sono degli sfasamenti, mi sa, nella connessione. Riproviamoci. Il marito lo pesta. Lui rimane a terra dolorante. Francesco?
Beh, Aia, leggo... Ecco. aia. Sei Scusa. contento adesso? Ne vuoi ancora? Si apre la porta. È Greta. Quando sono entrata lui era per terra, insanguinato ma tranquillo. Chiara era spaventata e suo marito era in piedi, ansimava. Nessuno diceva niente. Nessuno mi ha guardato entrare. Avevo la sensazione di avere già visto la scena, anche se ovviamente non l'avevo mai vista. Non sapevo cosa fare. Nessuno sapeva cosa fare. Erano successe tante cose negli ultimi tempi. Non conoscevo più nessuno, non riconoscevo me stessa, non riconoscevo lui e non ero riuscita a conoscere né Chiara né suo marito. Pensavo solo che tutto questo doveva finire, ma non sapevo cos'era tutto questo. Poi lui si è rialzato in piedi. Lui si alza in piedi. Ciao Greta, Ciao. stavamo parlando della nostra situazione. E, e siete arrivati a qualche conclusione? Chiaro. Rivuole la sua casa. Stiamo facendo tutto quello che vuole lei. No, credo che ci stia parlando, ma che noi non riusciamo a sentirla. Entra la vecchia, si va a sedere in mezzo a loro. Nessuno la vede. Ora ci stiamo avvicinando al finale, no? E finalmente facciamo la conoscenza della vecchia vicina, il fantasma. Ovviamente non vi sveleremo il finale, che è meraviglioso, non ve lo svegliamo proprio perché è meraviglioso, però intuiamo già da queste battute che da questo momento in poi, vi ricordate, si diceva del confine labile, no? Sfumato. Ecco, adesso essere sfumato non è più solo l'identità delle due coppie, non è più soltanto ciò che accade concretamente in scena, ciò che invece è soltanto un pensiero, forse un sogno, magari un ricordo. Dal punto di vista drammaturgico è molto potente vedere Greta descrivere al passato ciò che sta accadendo in quel momento. Infatti adesso è proprio il confine tra passato e presente a essere sfumato. Cioè sono tempi diversi, passato e presente, che convivono, condividono lo stesso spazio, ma non si vedono, neanche si sanno. Ed è qui che emerge poi la solitudine profondissima di questi personaggi e chissà, magari un po' di tutti noi in certi momenti. Bene, e su queste note così surreali di questo testo, direi che lo lasciamo alla curiosità dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Vi abbiamo linkato come trovarlo, dove trovarlo. E siamo agli sgoccioli. Vorremmo farvi una domanda, ritornando al primo testo e al discorso del raccontare. Il diario. Voi lo tenete un diario? Se sì, da quanto? Cosa ci scrivete? Ovviamente senza entrare nei dettagli di quello che scrivete, ma che natura hanno le cose che scrivete? E sono eventi? Lo scrivete nella speranza che un domani qualcuno lo legga, o forse no? Se vi va di rispondere in chat, a noi farebbe piacere così intavolare un piccolo dibattito con voi sul tema del diario. Tu, Sapete che Luca, lo tieni un diario? allora, faccio outing, sì. Nel senso che poi magari più che un vero e proprio diario possiamo chiamarlo fogli sparsi, raccolta di appunti. Ho iniziato quando ero un adolescente, probabilmente proprio come antidoto a quel periodo meraviglioso e diabolico che è l'adolescenza, però lo rileggo molto di rado, dico la verità. E quando lo faccio, e qua torniamo un po' all'uomo del diario, no? del primo testo,
A rileggerlo a volte si ha quasi la sensazione o la paura che tutto quello che non è stato riportato nel diario, nei fogli, nei quaderni, negli appunti, in qualche modo rischia di essere perso. È come se poi a rileggere ciò che è stato appuntato, quello che è stato appuntato rischia di rappresentare ciò che è accaduto, proprio perché, come diceva l'uomo del diario del testo di Lagerlof, il rischio è quello che poi tutto quello che non viene raccontato se ne perde memoria, e perdendone memoria in qualche modo è come se non fosse mai accaduto. Ma è interessante perché noi associamo molto alla scrittura l'idea della memoria. E io ogni tanto mi chiedo, ma cioè, fino a 100, 150 anni fa la maggioranza della popolazione non sapeva scrivere. E quindi la memoria doveva avere una natura completamente diversa da quella che abbiamo noi oggi. Peraltro il diario è anche uno strumento molto intimo, no? Cioè racconti la tua storia, quello che tu hai vissuto. Probabilmente, essendo la cultura più orale, una volta, i diari erano più collettivi, mi viene da dire, passavano attraverso la parola, attraverso le E storie. quindi inevitabilmente alla condivisione anche. Sì, sì. Perché nel momento in cui invece il diario diventa uno specchio impugnando una penna, a quel punto la condivisione anche con se stessi ne risente, proprio perché poi non c'è sempre questo grande desiderio di rileggere. E prima si parlava del museo nordico, dove l'uomo del diario avrebbe poi portato il suo diario. È interessante quello che dici in merito, ma nel momento in cui non c'è proprio la possibilità di raccontare per iscritto, no? Ciò che mi succede, che cosa racconta allora di me? E infatti questo museo conserva, si diceva, oggetti, abiti, strumenti di lavoro. Quante volte entrando in un museo ci accorgiamo che sono questi oggetti poi in realtà a parlare, a raccontare di ciò che è stato e di ciò che è accaduto. Ma esiste anche un museo, mi dicevi Luca qualche giorno fa, questa è una roba pazzesca, io non lo sapevo, Sì? che esiste il Museo del Diario in Italia, cioè un Esatto. archivio dei diari delle persone comuni in Italia. È È una proprio cosa una meravigliosa, banca dei diari. Sì. pazzesco. E questa è un'informazione infatti che non è di dominio pubblico. Era un progetto ideato da Saverio Tutino, un giornalista e scrittore, per raccogliere e conservare i diari di persone comuni, no? Proprio con lo scopo di creare una sorta di memoria collettiva della vita degli italiani. Oggi quel progetto non è più attivo, però i diari e manoscritti che erano stati raccolti da Tutino sono confluiti nell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, che in qualche modo ne rappresenta un po' la persecuzione, no? del progetto di Tutino. Ed è molto interessante e ci piace condividere questa informazione, per cui vedo che stanno arrivando già delle risposte da parte dei nostri amici e delle nostre amiche. Cecilia ci dice che ha iniziato in adolescenza ma ha smesso, voleva ricominciare. Non è mai troppo tardi, viene da Non è dire. mai troppo tardi. Alessandra invece ci scrive: il mio diario di bordo è un libretto che chiamo brainstorming, dove appunto le mie idee, ma non ci confesso momenti di vita, solo idee. Negli anni ho iniziato a tenere conto di questi libretti, attualmente sono arrivato a brainstorming 9. In Wow. passato ho tenuto dei diari su cose mie personali, ma mi mettevano un po' in imbarazzo. Non so come mai. Interessante questa condivisione. Ma forse perché noi non siamo quello che siamo stati e quindi quando ci rileggiamo, no, talvolta non ci riconosciamo, no? E Sì, quindi un po' di imbarazzo può nascere anche da questo. Kelly condivide, ci ringrazia, siamo noi che ringraziamo te Kelly per aver partecipato. Scrivo qualcosa a fine giornata, non so se definirlo un diario in senso stretto, diciamo che il mio obiettivo è quello di fissare i pensieri veloci. È interessante questa cosa dei pensieri veloci, no? Che scappano via e dobbiamo essere in grado di recuperarli prima che parli. finiscano. Sì.
quelli che mi passano per la mente nella quotidianità, quelli che non ho mai tempo o voglia di approfondire. Ecco, mi piace dedicarci un paio di minuti al giorno, lo faccio da anni. Che bello. Interessante questa cosa dei pensieri veloci. Anche della costanza, vedo, con cui il nostro pubblico comunque tiene traccia di ciò che accade. Sì. Patrizia sopra scriveva: sì, da sempre, per inventare storie che trovano una fuga, un cambiamento, una soluzione a quello che mi dà dolore. Molto interessante. Un diario quindi non tanto per appuntare il reale quanto il possibile attraverso le storie inventate. Wow. Bello, quasi terapeutico mi Bellissimo. viene da dire. La stilista ci dice: il mio è un diario prevalentemente fatto di disegni, molto interessante anche questo, che ricordano in qualche modo le mie giornate, generalmente con ironia. Angela, Ah, vedi, sì, anche l'elemento del disegno, forse è quello che non riusciamo a dire con le parole, che ha questa esatto. meravigliosa capacità. E poi dalle risposte mi sembra di percepire anche una vastissima gamma di emozioni, no? Di sensazioni nella tenuta del diario, che mi riporta un po' alla diversità dei generi del testo I vicini, no? Di Sì, Paravidino. sì, è vero. Sara, sì, parlo di come mi sento a una persona importante. Ogni tanto cambio pure destinatario, ma quando scrivo mi rivolgo sempre a qualcuno e dico delle cose che nella realtà avrei difficoltà a dire. Wow, quindi quasi un epistolario, delle lettere. Bellissimo! Mi mi stanno dando un sacco di idee, anche io tengo un diario da quando avevo 11 anni. Ah, ecco che Letizia, io per pudore non te l'avevo chiesto, invece anche tu fai Sì, sì, outing, coming out. coming out. Alma, io tengo un Alma, diario, ne vai, vai. tenevo uno da bambina perché mi divertivo e parlavo con me stessa. Ma infatti, spesso si inizia, no, da bambini, da ragazzi, magari a tenere un diario e poi in qualche modo succede qualcosa, succede che si cresce e che si smette di farlo. Invece vedo che il nostro pubblico tiene vivo un po', no, questa necessità, questa urgenza. Ho preso a scrivere per necessità, appunto, pensieri e poesie, idee, storie, canzoni. Wow, che diario multiforme, ci piace. Cose per quando devo organizzarmi. Poi da quando mi sono convertita, appunto, ciò che leggo sulla Bibbia, i pensieri, le intuizioni che ho in preghiera. Anche questo è molto interessante. Non è un uso per forza. Aspettate che perdo il filo poi perché state scrivendo in tantissimi e questa cosa è molto bella. Non è un caso per forza costante e non è in alcun modo obbligato, certo, non nasce proprio da un'esigenza, da un'urgenza sincera, quando ne ho bisogno o quando sono ispirata. È interessante che ci sia un ponte anche sulla dimensione spirituale, che il diario abbraccia anche questa dimensione qua. Guarda, mi aggancio alla parola spirituale per ricordare a tutti, adesso continuiamo a commentare le vostre risposte, ma ricordate di non andare via perché alla fine dell'appuntamento di questa sera Alessandro Di Paoli dovrà presentarci un progetto molto bello legato all'accoglienza, ecco perché ho Sì, voluto fare il gancio proprio con... sì, ci diamo ancora qualche minuto per leggere queste risposte meravigliose, poi passiamo la parola a Alessandro. Andrea, buonasera. Tendo ad appuntare cose in modo discontinuo, dal resoconto di una giornata, la verbalizzazione di un pensiero assillante o di un sogno che mi è rimasto impresso. E soprattutto cose che avrei voluto dire a qualcuno, ma che mi sono tenuto dentro, come le lettere. Non mi ricordo chi ha scritto delle lettere, mi perdo Sì. fra i nomi, ma molto interessante. Bello. Giulia ci dice: per me il diario è una traccia del mio mondo interiore più che un resoconto dei fatti oggettivi di una giornata. Spesso scrivere mi aiuta a mettere ordine in pensieri aggrovigliati, a rielaborare le emozioni o a fissare sensazioni particolari. Tra l'altro è un consiglio che viene anche dagli esperti del sistema di relazione, è un consiglio che viene dagli Ai operatori coach. teatrali, dai coach, no, scrivere, scrivere, scrivere. Questo poi, scrivere emozioni,
sensazioni, sentimenti o scrivere i fatti accaduti, poi trovare anche qua il confine non è molto semplice, perché poi ciò che ci accade genera emozioni, le emozioni che proviamo ci portano poi a compiere altre azioni, quindi a volte le due cose magari vanno proprio insieme di pari passo. Sfoghi che diventano storie, no? Ci dice Giovanni. Ah sì, Vedo molto e ritrovo questa urgenza di scrivere proprio per ritrovare un po' una dimensione su se stessi e per sfogare proprio, no? Cioè scrivo perché ne ho proprio bisogno. Percepisco un po' questo. Grazie belle Cecilia. queste idee. Sì, sì, assolutamente anche per noi. Ma tra l'altro, non so te Luca, però questa condivisione mi fa sentire come se ognuno di noi avesse aperto una porticina, uno spioncino a proposito di molto, su qualcosa di molto intimo, di Sì. cioè il diario è una cosa molto intima, quindi non eravate tenuti a rispondere, grazie per aver condiviso e averci così lasciato guardare dallo spioncino su questa dimensione molto personale ed è bello anche poi, cioè quando accadono queste cose poi vedi le somiglianze, vedi come non sei solo tu in questo momento solitario, ma ognuno nella sua solitarietà sta... Ognuno nel suo appartamento, no? Ognuno nel suo Nel grande appartamento. palazzo, poi riesce a illuminare un po' anche gli appartamenti altrui. Bene. Alessandro, ti Sì? abbiamo fatto aspettare. Scusaci, siamo totalmente in ritardo. Se Ma ti va di condividere... sì, posso chiedere, cioè, è troppo se chiedessimo di inviare una foto di una pagina del diario? Perché io adesso sono curiosissimo, voglio vedere come disegna una persona, come il tratto della scrittura. È troppo se chiediamo qualcosa del genere. Ma sai, noi ci eravamo posti il dubbio se fare già la domanda di partenza, no? Proprio perché andiamo un po' a scavare nell'intimo, magari poi non rispondono, per cui ormai che siamo in ballo balliamo, direi. Sì, Quindi sì. avete sentito, no, la richiesta di Alessandro. Se vi Ormai va, la se vi fa nostra mail ce piacere. l'avete, i Esatto. nostri social anche. Tipo, c'era una persona che aveva scritto che scrive solo quando è arrabbiato, vorrei vedere il tratto, cioè, senza magari capire cosa c'è scritto sopra, però... Una questione di immagine, no? Non andiamo poi nel dettaglio delle parole, ma No. come risulta come immagine. Affascinante. Allora, ne approfitto per presentarvi questo progetto che si chiama Le Voci dell'Accoglienza. Praticamente organizzeranno qui in provincia di Udine, nell'ospitale di San Giovanni, che è un antico ospitale sulla via del pellegrinaggio verso Gerusalemme, quindi un edificio molto affascinante, molto antico, organizzeranno la prima edizione del Festival dell'Ospitalità, che questa prima edizione avrà come tema l'accoglienza, E noi abbiamo lanciato una richiesta, abbiamo lanciato una call creativa a tutti quanti chiedendo ci potete scrivere un pensiero, una scena, un dialogo, veramente può essere qualsiasi cosa, a tema accoglienza. I parametri che diamo sono molto, molto generici, appunto per poter accogliere tutte quante le idee. Vorremmo che fosse un testo di massimo 2025 parole, spazi esclusi, vuol dire una paginona praticamente, massimo una paginona, quindi può essere ad esempio da un haiku, poche parole, a una pagina abbondante, in cui ci raccontate, vi sfogate, oppure scrivete in modo un po' più vicino al teatro, come volete, perché essendo il Festival dell'Accoglienza dobbiamo accogliere le idee che ci arrivano, in modo tale da fornire il materiale per chi si occuperà della performance finale di questo festival, che avverrà il 30 novembre, performance finale che sarà a cura del regista italo-francese Fabio Ezechiele Sforzini, che costruirà un banchetto in cui sono presenti dei personaggi che interagiranno utilizzando le parole
che voi tutti quanti avrete scritto. Il tema è quello dell'accoglienza o di qualcuno dei suoi possibili contrari, come può essere il rifiuto, la negazione, l'accoglienza, tanti contrari. Perché 2025 parole? Perché pensiamo che la vita che stiamo vivendo, la cronaca, il contesto attuale, cioè stiamo vivendo un anno che ci fa parlare molto dell'accoglienza e dei suoi possibili contrari, no? Penso che non serva Sì. proprio, no? È proprio sulla pelle. E ci piacerebbe riuscire a cogliere più testi possibili. Attualmente abbiamo 60 richieste e ci sono arrivati 30 testi già. La call chiude il 13 di ottobre e se volete partecipare sarà per noi bellissimo, come una sorta di payoff, una sorta di ringraziamento che noi potremo darvi grazie a questo, al vostro contributo. Innanzitutto quello di includervi nello spettacolo. Ci sarà durante il festival un libro che raccoglierà tutte quante le vostre creazioni a disposizione di chi parteciperà e visiterà il festival, e Matearium si impegna a segnalare i lavori più interessanti con un attestato per insomma darvi segno di cura, di attenzione, di amicizia nei vostri confronti. Ecco. Non so se avete domande, spero di averlo spiegato chiaramente. Chissà che magari in qualche diario ci sia già l'ispirazione o ci sia già un testo che possa essere candidato per questa call. Sì, assolutamente. Non ho ben capito su cosa? Sull'accoglienza, sul tema dell'accoglienza e dei suoi contrari, giusto Ale? Sì, esattamente. Ci sono aggiunte poesie, testi di canzoni, ci sono aggiunte delle scene in cui, anche di repertorio, in cui delle persone ci hanno detto: io metto a disposizione questa mia creazione per la vostra performance finale, che poi verrà rielaborata dal regista. Noi ovviamente avremo l'attenzione anche di comunicare ai testi che verranno selezionati per essere messi in scena, in modo tale che abbiate la possibilità anche di riservare un posto, di venire a vedere questa performance e di assistere al vostro testo messo in scena per quella serata. Ovviamente tutto quanto gratuitamente, perché insomma già ci state aiutando molto ed è giusto che non abbiate altri costi. Bene. Beh, mi sembra che abbiamo dato dei begli spunti, no? Anche per trasformare tutte queste sensazioni, queste emozioni che voi stessi avete confessato, no? Vi piace ogni tanto mettere sul diario, ecco, da lì, perché no, poter magari trovare qualche cosa da poter condividere, così abbattiamo ancora di più questi muri di solitudine per condividere quelle che sono poi le nostre emozioni, le nostre sensazioni, e sono sicuro, come diceva Alessandro, come ci ricordava anche Letizia, che il tema dell'accoglienza, nel senso più ampio del suo possibile significato, è veramente tanto, tanto stringente. Patrizia De Franceschi ci chiede dove si invia. Trovi tutte le informazioni al link che ho messo sopra in chat. Oppure ci scrivi a matearium@gmail.com, insomma, o ci scrivi su Facebook, su Instagram, insomma. Puoi trovarci, dacci un segnale, noi ti mandiamo tutte le informazioni. Bene, ci arrivano dei ringraziamenti. Grazie Giulia, da ogni spioncino aperto si rompe l'isolamento. Grazie di questa bellissima serata insieme, di spunti, nuove letture, intimità, vicine anche se fisicamente ancora lontane. Grazie Giulia, grazie Silvano, grazie della serata e complimenti. Ci sono alcune domande ancora sulla call. Sì. Grazie Sì, a te Francesco. Grazie Teatro Impulso. Se vi va, chi ha ancora delle domande sulla call magari può rimanere. Alessandro, cosa dici? Sì, ben volentieri. Ci fermiamo per chi ha delle domande precise sulla call. Con gli altri ci vediamo il 4 novembre per scoprire altri testi sempre sul tema di isolamenti. Tra l'altro, grazie a chi ci ha risposto alle storie sui social e alla mail consigliandoci dei testi da leggere sul tema, e uno sicuramente dei testi che facciamo la prossima volta sarà un testo che ci è stato consigliato da voi. Quindi continuate a scriverci.
E sempre di più nei prossimi appuntamenti di Storie sul Pezzo vi chiederemo dei suggerimenti di lettura, dei consigli di lettura, in modo tale che questi appuntamenti diventino sempre più condivisi. Grazie a voi, buona serata. E chi ha bisogno di ancora qualche informazione, qualche curiosità sulla call creativa, si fermi pure che Alessandro Di Paoli è qua per darvi le risposte che cercate. Grazie a tutti. Che bella detta così. Io ho tante domande, Alessandro. Prima una foto del diario e poi rispondi. Sì, c'era chi chiedeva se erano 2025 caratteri o parole, sono 2025 caratteri, ok? Spazi esclusi, e qualcuno ci ha detto ma ho scritto un testo di 2040, va bene lo stesso, è il festival dell'accoglienza, come facciamo a non accogliertelo? Insomma, non possiamo essere intransigenti, no? E quindi sì, insomma, chiudiamo un occhio su alcuni, no? Ecco, attenzione alla scadenza, che la ricordiamo un attimo, così... 13 ottobre, scade il 13 ottobre, lì dovremmo essere piuttosto intransigenti su questo. Lì Sì. poca accoglienza. Lì sì, perché, perché il regista dovrà prendersi il tempo per leggere tutti questi materiali, ideare la performance a partire dai materiali ricevuti, quindi sì. Ok. Bene. Delle persone rimaste in chiamata, ci sono ulteriori domande riguardo la call? A posto, bene. Tutto E a allora, posto? Ok. allora ricordiamo il prossimo appuntamento. 4 No? novembre, ore 20:30, su questi canali. Grazie ancora a tutte e tutti. Ciao!